Anche con meteo a nemumeggio. Ma a burrasca de Veiseia alla lasciò i segni del suo passaggio. Da un passo calzavitello si monta in direzione del Monte Goteu, con possibilità di arrivare in cesso in cima o di pigiare una strada meno impegnativa verso il passo du Lu. L'itinerario poi va avanti fino al passo del Sento Croce. I riannelli sono belli pin. Bisogna fare attenzione ad dove si mette i piedi. Il bosco è in prevalenza costituito da fo. O foi, come dice da altre parti. Pigiu sente per arrivare insieme al Goteu. Arresto senza pole. Si vede da Toscana fino a monti lontanissimi. Fino verso il passo da Cappelletta, dove si trova proprio una cappelletta. Mi riparo da un vento e mangio. Il cammino va avanti in mezzo a scosse. Al passo del Sento Croce si trova un monumento in memoria di partigiani. Vago avanti e cerco un posto per preparare un mio bivacco. Mentre montavo la tenda pensavo: ma chi me l'ha fatto fare? E anche oggi mentre camminavo c'è stato qualche momento in cui le ginocchia mi davano un po' di dolore e veramente mi sono chiesto perché lo stessi facendo. Ma forse in realtà non lo so neanche io bene fino in fondo perché lo sto facendo. Però secondo me c'è un motivo valido, anche se non sono sicuro al 100% di quale sia. Effettivamente fa freddino e quindi mi sono preparato per la notte così,